Buonasera, ben trovati a un nuovo appuntamento con il Sindaco Risponde. Ricordo l'appuntamento di tutti i martedì alle ore 19:30, minuto più, minuto meno, fino alle 20:25, 20:28 c'è il Sindaco nei nostri studi, risponde ovviamente a tutte le vostre domande. Saluto il Sindaco, buonasera Sindaco. Buonasera a lei e a tutti voi, grazie. Bene, volevo ricordarvi tra l'altro, anzi do subito i numeri per interagire con noi, che sono per le telefonate 049 80 777 53, avete già inquadrato, per i messaggi 345 33 41171, per le email il sindaco risponde @gruppotv7.com e aggiungo siamo in diretta sulla pagina Facebook. La settimana scorsa abbiamo ricevuto moltissimi messaggi e moltissime telefonate, ovviamente non abbiamo potuto accontentare per il tempo tutti quanti, allora cercheremo di rimediare in questa trasmissione. Nel frattempo leggo già sindaco delle email che sono arrivate. Questo è il mittente Nicola Caporello, mi scrive va bene, ringrazio, vuol dire che c'è la possibilità di parlare così. I 3 parchi in zona Montà, Alpini, Aceri e Complesso Montà hanno delle giostrine che possono risalire, credo, al sindaco Cesare e Crescente. Battute a parte, sono ormai vecchie, si rompono facilmente, vengono giustamente tolte ma non ripiazzate. Mi piacerebbe portare il sindaco a fargli vedere non solo lo stato di abbandono e vetustità, ma soprattutto la mancanza di giostrine. Vedo che parchi in altre zone hanno giostrine moderne all'avanguardia, perché ci si dimentica di questa zona dove ci sono numerose scuole? Ho scritto alla consulta, ho parlato con Michalizzi che mi ha detto di rivolgermi al Verde e alla Gallani, ho scritto al settore Verde, ho scritto all'assessore Gallani e ho scritto persino alla segreteria del sindaco stesso. Non ho avuto alcuna risposta. Possibile che se non si possono trovare poche migliaia di euro non è un occhio della testa per ammodernare queste giostrine? Grazie, spero ovviamente che al più presto si possa fare questo piccolo investimento. Nicola Caporello. Beh, la risposta qual è? Cerchiamo di fare il possibile, ovviamente. In questo caso non so se è montato, sì, io so che sono state stanziate abbastanza l'ultima volta sotto l'aspetto economico, molti soldi. Penso che rientri anche Montà, però esattamente devo verificare per 3 parchi. Io direi che quasi sotto l'aspetto totale sono stati finanziati, non sono certo. Mi informo. Però domani ci informa, bene. L'altra domanda per il sindaco è la signora Meneghetti Franca che dice: nella zona della Sacra Famiglia, nello specifico via Palermo, via Alessandria, via Ravenna, i marciapiedi si presentano tutti dissestati e inagibili. È presente solo il cartello di pericolo, ma i marciapiedi non vengono sistemati. Quando si procederà? In primavera. Se avete visto, c'era anche un articolo oggi sui quotidiani, sui social, in cui sono stati stanziati qualcosa, 15-16 milioni per illuminazione, asfalti e marciapiedi. Fa parte del famoso tesoretto di 38-39 milioni. Per cui è un dovere sistemare i marciapiedi per gli anziani, per mamme con i bambini e ovviamente prenderemo nota, sarà fatto, penso sia fatto già previsto, però anche di questo faccio telefonare, penso sicuramente Sacra Famiglia è compresa. Ovviamente in inverno non si fa in primavera questi lavori. Certo, ricordo per i nostri telespettatori, per i cittadini di Padova, che nella trasmissione in redazione c'è Denis Maran, il nostro collega, e poi c'è anche l'assistente del sindaco, dunque le telefonate, i numeri sono tutti reali, quindi non c'è nessun problema, siamo in rigorosa diretta, sono le 19:36 minuti, minuto più, minuto primo. Denis, andiamo a leggere i messaggi della settimana scorsa che non abbiamo letto. Eccolo sì, qui. Cominciamo con il primo. Vorrei sapere quando no, vorrei l'audio di studio, però vorrei l'audio studio. Se la regia prova e mette l'audio studio, grazie. Ho letto però. Quando sarà chiuso? Vorrei sapere quando sarà chiuso il parcheggio di Piazza Insurrezione. È un mio sogno questo, l'ho detto ancora qualche anno fa, non è facile, quanto da un'alta redditività per quanto riguarda le casse comunali, però è un sogno che io cercherò di realizzare il più presto possibile. E ogni volta che passo questa piazza e che metto l'occhio sui parcheggi, veramente a me non piace. Per cui, d'accordo con tutti, penso tutti quanti, dobbiamo trovare una soluzione e spero che sia fatto entro un anno, più o meno.
Non è facile. No, non è io ho molti dubbi. Non è facile, a me piace, affascina molto l'idea comunque. Affascina perché è una piazza bellissima, che sia piena di macchine, è incredibile. E la gente vuole parcheggiare, aspetta in coda tranquillamente, pagando anche cifre alte. La prendi iniziata a pagamento? Settimana prossima, cioè di 7-8 giorni. La prossima settimana inizia a pagamento, cioè €1,40 all'ora mi sembra. €1,40 all'ora, dalle 8 della mattina alle 20 della sera. Poi verificheremo quanta gente ci va e poi ognuno... Sono anch'io curioso di vedere, perché prima di spendere soldi pubblici voglio capire la capacità che ha di attrazione questo parcheggio, perché finché era gratis era sempre pieno ovviamente, pagando, che è anche una cifra penso economica non molto alta, voglio vedere cosa cambia, perché può essere che si riempia ancora, può essere di no, chiaramente abbiamo chiesto la sua intenza un anno di tempo, forse sarà meno, però da capire quanto viene occupato. Ovviamente non fa testo il periodo natalizio perché sarà sempre pieno. Perfetto. Dennis, andiamo rapidamente con gli altri messaggi perché poi abbiamo anche le telefonate. Vai Dennis. Sì, andiamo con il secondo. Buonasera signor Sindaco, passando per l'ospedale Maggiore lungo le mura storiche c'è l'erba incolta, non mi sembra una bella cartolina di Padova, e questo lo scrive Luciano appunto di Padova. Mi informo, cioè non faccio fatica a sapere esattamente i tagli dell'erba. So che l'assessore Galani si sta prodigando molto su questa cosa, per cui penso che sia anche una cosa anche perché adesso l'erba non sta crescendo, però mi prendo nota e faccio verificare immediatamente. Andiamo con l'altro messaggio, Dennis. Buonasera signor Sindaco, quando piove molto forte i negozi di via Facciolati vanno sotto acqua perché le fognature non ricevono più, con evidenti disagi per i negozi, completamente a carico nostro le spese di manutenzione. Grazie. Vede quanti problemi ci sono, Sindaco? Tranquillo, lo sapevo benissimo, non sapevo via Facciolati che non sotto acqua, anche questo non lo so. I negozi, però non è una zona che... mi informo e rispondo anche a questa. Andiamo con l'ultimo di questa prima serie, Dennis. Ci sono anche le periferie da controllare, non solo il centro. Lo facciamo in continuazione, francamente. Controllare in senso vigilanza, penso. No, non so se intenda controllare come vigilanza, oppure come manutenzione, oppure come pulizia in generale. Io penso che stiamo facendo abbastanza bene, sia vigilanza, sia manutenzione. In continuazione non è vero che prendiamo solo il centro storico, ma bensì faccio il SEL, la guida, stiamo cercando di fare tutto quanto. Per la presenza adesso investiremo altri 5 milioni per quanto riguarda l'illuminazione, per cui stiamo facendo parecchio. Bene, allora andiamo, c'è una telefonata, Dennis, giusto? Sentiamo che abbiamo in linea. Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera, Matteo, da zona San Giuseppe. Matteo, o abbassa il televisore o si sposta dal televisore, perché altrimenti c'è questo fischio che disturba sia lei sia noi. Dovrebbe essere muto. Prego. Allora, due cose piccolissime che però possono servire a migliorare un po' il decoro della zona. Uno, molto bello il discorso della raccolta differenziata in città, però sono stati tolti tutti i cestini dove venivano gettate le deiezioni dei cani, quindi ci sono delle zone del quartiere che sono completamente coperti di sacchettini chiusi con i regalini dentro. Secondo me qualche cestino in più ci starebbe bene. Però questo è colore. Una cosa invece a cui tengo molto, Sindaco, che volevo dirle, è stata modificata da poco la viabilità su via Montecengio e su via Palestro, introducendo delle chicane per rallentare le macchine forse. Allora, se su via Palestro va bene, su via Montecengio è diventato pericolosissimo per le persone anziane uscire dal supermercato, che ha una piccola rampa, mentre prima c'erano quei 2-3 metri, diciamo, di rispetto, di sicurezza che proteggevano le biciclette che si buttavano fuori, adesso si proiettano esattamente in mezzo alla corsia e spesso le macchine rischiano molto. E direi che per guadagnare 2 parcheggi si mette veramente a rischio
i signori e le signore di una certa età che si muovono in bicicletta. È stato molto chiaro, Giuseppe, grazie, Sindaco delle Sponde. Grazie di averlo segnalato, anche questo molto importante, per cui spero non sia fatto per aumentare 2 parcheggi, però anche questo verifico e domani do qualche indicazione. Ecco Sindaco, nel frattempo nell'attesa di messaggi, Denis, se mi fai anche un segnale se ci sono, domani arrivano a Padova 10 street tutor, cioè praticamente i professionisti, Sì. c'è già la telefonata, poi vengo. Pronto, buonasera, con chi parliamo, da dove? Pronto? Sì, pronto, sono Marco, chiamo dalla zona Biodecimo. Ecco Marco, se anche lei gentilmente si stacca dal televisore o abbassa il volume del televisore. Va benissimo. Prego. Buonasera a tutti. Volevo solo chiedere Alziamo l'audio in studio, grazie regia. Da Pio X mi sembra di aver capito, vero? Sì, esatto. Prego. Volevo chiedere al signor Sindaco se è previsto il riammodernamento dell'illuminazione pubblica su via Pietro Maroncelli, Visentin e Cavalcavia Maroncelli. È l'unica zona che ha ancora illuminazione un po' abbastanza vecchia. Grazie. Prego Sindaco. Come ho detto prima, abbiamo stanziato 5 milioni di euro per fare prossimamente, cioè velocemente, ammodernamento della rete di illuminazione pubblica. Non mi ricordo se sono queste strade esattamente, però anche di questo domani rispondo. Abbiamo stanziato molti soldi. Bene, allora sicuramente poi ricordo Sindaco, si sta prendendo nota assieme all'assistente, domani o in settimana risponderà sicuramente, come fa anche nelle altre trasmissioni, alle persone che chiamano per chiedere informazioni per quanto riguarda la città di Padova. Allora dicevo che domani arrivano a Padova 10 street tutor, cioè professionisti della sicurezza urbana, per regolare la movida al portello in Piazza dei Signori, visto che domani sera è mercoledì. Dovranno sensibilizzare i giovani sui corretti comportamenti a seguire, il comune ha investito 30.000 euro, lei domani sera sarà lì presente? No, sono andato la settimana scorsa a verificare di persona com'è la situazione. Obiettivamente non ho visto tante persone, tante ragazze, il che fa anche piacere, devo dire, perché era piena sia Portello più che Piazza dei Signori. Sto lì fino a luna di notte con qualche assessore. Devo dire che quando sono tante persone che parlano, chiaramente si sente molto, però non ho visto comportamenti scorretti. Però nonostante questo abbiamo assunto una cooperativa con 10 ragazzi che devono cercare di far rispettare il più possibile il riposo dopo mezzanotte, però non ho visto comportamenti strani. Devo dire che noi siamo una città universitaria, per cui abbiamo 61.000 studenti. Abbiamo perso ormai, ricordo che con la pandemia purtroppo non erano in presenza, sono ritornati, moltissimi sono anche stranieri, devo dire, sono aumentati 2.000 matricole solo quest'anno. Siamo una città universitaria e finché si comportano bene, sono educati, non sporcano, caccano, non si può fare niente, però abbiamo assunto queste persone come cooperativa proprio per un discorso di rispettare gli altri. Abbiamo aumentato moltissimo. Ma questi ragazzi, mi scusi, sono pubblico ufficiale? O... No, sono un'azienda privata. No, perché per esempio gli steward degli stadi diventano anche pubblico ufficiale. No, questi non sono pubblico ufficiali, sono un'agenzia privata che ha già fatto esperienze in questo senso in altre città. Il nuovo questore li conosce bene, sa come lavoro si comportano e per aiutare ulteriormente a comportarsi bene. Inoltre abbiamo aumentato molto i cestini, abbiamo visto che non erano ragazzi che buttavano per terra, non mancavano cestini, mancavano contenitori, l'assessore ha provveduto immediatamente. Per cui io spero che sia migliorato, che migliori molto la situazione. Non so se domani sera riesco ad andare, però gli altri assessori vanno a controllare com'è la situazione. Ricordo a tutti quanti che il riposo è un diritto di tutti. Però abbiamo una città con moltissimi studenti e immagino, non voglio neanche immaginare e riprendere il discorso vecchio, non c'era più nessuno. Per cui noi stiamo facendo tutto perché la città si mantenga viva. I bar, i ristoranti si stanno comportando bene, per cui va dato merito a loro. Telefonata, pronto, buonasera, con chi parliamo, da dove? Sì, pronto. Buonasera. Sì, buonasera, ma con chi parlo? No, lei chi è? Sta parlando con il sindaco, risponde. Lei chi è? Io sono Graziella. Da dove chiama, signora Graziella?
da Torre, Prego, via Zanò. prego, se deve fare la domanda al sindaco, prego. Ecco. Sì, va bene. Allora io volevo chiedere al signor sindaco se sa che l'argine del Brenta viene tagliato solo sopra e sulla seconda banchina e la terza non viene tagliato l'erba e c'è un bosco. Bene. Bene, sindaco. Allora, non sempre, è una cosa che ho detto molte altre volte, al di là che non so, mi informo ovviamente, faccio fatica a sapere tutto quello che succede a Padova. Spesso e volentieri non è tutto nostro l'argine come competenza, può essere sia di terzi. E so che sembra illogico. Di terzi vorrebbe dire provincia, vuol dire tantissimi, non è, no, provincia non c'entra niente in questo caso, però può essere che sia altra autorità. Non possiamo tagliare erba che non sia di nostra competenza, ne esce danno irreale. Lo so che si fa fatica a capire questo concetto, può essere che sia un errore, può essere che sia di terzi, per cui sono terzi che devono tagliare e non noi. Certo. Sindaco, senta, gli studenti del Modigliani stanno protestando contro l'ipotesi di realizzare una succursale del liceo Marchesi in via Scrovegni, a scapito di un'area verde che fa parte proprio del Modigliani. La provincia, che non vuole pari finanziamento di 17 milioni di euro promesso dal governo, assicura che non se ne farà nulla e che una nuova sede del Marchesi potrebbe trovare posto all'ex Configliacchi in Arcella. Qual è la posizione vostra del Comune? Che è giusto che venga utilizzato l'area Configliacchi. Io so che a suo tempo, ho parlato col Presidente, hanno chiesto una cosa come finanziamento, poi capito che era sbagliata, stanno cercando di fare retromarcia, cercando anche di non perdere il finanziamento. Ovviamente so che ha scritto il Ministro, perché me l'ha detto il Presidente Bui, cercando di dirottare il finanziamento oppure ritirarlo e far sì che venga riaggiornato, allocando in risorse in un nuovo posto tipo Configliacchi. Ha ragione questo. Telefonata. Pronto, buonasera, con chi parliamo, da dove? Sono Mario dall'Arcella. Dall'Arcella, prego signor Mario. Ecco, allora io abito all'Arcella, via Giovanni Dupré. Dunque, qui nel mio condominio siamo in 36 appartamenti, una decina li ha temperati il comune. Però di questa decina 5-6 appartamenti sono vuoti da molti anni e volevo sapere se il comune intende mettere degli inquilini di come o se intende vendere questi appartamenti che sono chiusi da anni. Ci può dire che la via? Via Giovanni Dupré numero 2. Via Giovanni Dupré, credo di aver capito qual è la zona, sindaco, è poco prima della tangenziale, credo di aver capito. C'è questo condominio dove ci sono gli appartamenti vuoti, li ha acquistati il comune e dice li affitterete, li venderete, cosa ne fate? Grazie della telefonata, prego sindaco. Noi li vendiamo sicuramente, so che sono in manutenzione moltissimi appartamenti, non so se questi 36 fanno parte di questi appartamenti. Io spero non siano vuoti, c'è un motivo su vuoti, sicuramente devono fare manutenzione. Sono state allocate già risorse, stanno provvedendo, non so se questi 36 siano compresi, anche questo. Domani farà una verifica. 6, 36, ecco, 6, 7. Certo, ricordo che il sindaco non può sapere tutto ovviamente di Padova, faccio fatica. Ogni assessore ha la propria delega e di competenza, lui gentilmente viene da noi per rispondere, prende come di consueto tutte le note che voi richiedete e poi in settimana vi darà delle risposte, come ha sempre fatto, ed è un servizio che il sindaco mette a disposizione dei cittadini, come è giusto anche che sia, tra l'altro. Noi andiamo in pubblicità, rimanete con noi tra poco.